Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella live class del vostro Maglietto Veneziano. Mettiamoci il microfono. Vi ricordo, se non vi siete ancora iscritti nel canale Marietto Veneziano o nel canale del legale di YouTube, di farlo, perché fa sempre piacere avere nuove persone e nuovi iscritti. Vi ricordo che questo video va anche su Face, quindi gli amici di Face possono vederlo o chiaramente collegandosi al tuo. Poi, prima di iniziare questa piccola breve live splash, no? Vorrei parlare anche come si suol dire, dei nuovi ebook che sono in marcia. Il primo è quello da 50 euro che potete comprare nel sito capitano.intervista nelle shop, e il secondo costa 75 euro, è Radionica Abbondanza ed è praticamente su rush finale. Ci sono già molte persone che l'hanno preordinato, costa 75 euro, lo potete comprare tranquillamente nell'ultima, nell'ultima sezione del capitano.intervista.org nelle shop. Più vi ricordo che se non avete dei budget ci sono dei bellissimi ebook gratuiti sempre nel sito capitano.intervista.org targati Marietto Veneziano. In più ultimamente Marietto Veneziano ha attivato un rito operativo targato proprio Marietto Veneziano con delle peculiarità che altri riti operativi non hanno. Ma oggi parliamo dei sigilli. Cosa sono questi sigilli? I sigilli sono praticamente delle forze planetarie, soprattutto con dei geni in alcuni casi, in cui un certo signore Salomone, 6.000 anni fa più o meno, millennio più, millennio meno, aveva capito, o meglio, diciamo, aveva dato al mondo queste dritte, questi comandi, queste conoscenze per fare in modo che si potessero usare le frequenze, le energie planetarie eh, che permeano i corpi eterici per poter influenzare positivamente sulle persone. Infatti, quando uno nasce, nasce sotto influssi planetari e di conseguenza cosa succede? Succede che se si va a studiare a livello radionico con un'indagine approfondita le carenze determinate in un determinato giorno e ora di nascita, si possono, con buongiorno Antonio, si possono in certo senso rinforzare con dei sigilli, e Salomone aveva dato queste chiavi, questa possibilità. Buongiorno Maurizio Antonio. Quindi in questo modo questo Salomone aveva praticamente dato all'umanità questa possibilità, ma chiaramente l'umanità di quel tempo erano solamente faraoni, re, imperatori, i grandi baroni, conti, chiamateli poi come volete, ma erano certamente persone che erano un pochettino sopra alla media, no? Quanto dura un sigillo? Un sigillo praticamente, il compito di un sigillo, se è fatto da una persona con le competenze e le qualità e praticamente la voglia di fare, nel senso che molti magari sanno ma non fanno, no? Molti esoteristi. Un sigillo dura praticamente tutta la vita, da quando uno lo consacra, lo battesima per se stesso, tramite chiaramente un operatore esoterico, praticamente per tutta la vita questo sigillo lavorerà. Non si può smagnetizzare, perché anche se si dovesse smagnetizzare si rimagnetizza. Voglio ricordare però che ci sono alcuni operatori che non mettono dei salvavita, diciamo, perché se il sigillo si brucia o il sigillo viene rubato o rotto, c'è un debito karmico, perché è proprio una forza, il sigillo è vivo. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che chi lo acquista ha anche una certa responsabilità, perché è un'energia viva, perché io ho sentito quella storia, quella dottoressa che l'aveva stracciato e chiaramente ha dovuto pagare il suo debito karmico, e da quel momento che l'ha stracciato tutta la sua vita è andata a rovina. Quindi il sigillo, quando è fatto, deve essere fatto da un operatore che sa anche attivare certe protezioni in caso di smarrimento, furto, rottura e quant'altro. Funzionano sempre, che che uno ci creda o non ci creda. Uno può anche comprare un sigillo per un'altra persona, nel senso che lo compra, dice io voglio, non so, che quella persona abbia fortuna in questo periodo di crisi, e automaticamente, anche se quell'altra persona non lo sa. La storia del libero arbitrio ve l'ho già spiegato che è una chimera. Chiunque abbia letto il libro di Mago Frabato si renderà conto che effettivamente ognuno ha un karma, si può sedere su questi binari e viaggiare,
andare a piedi nudi oppure prendere delle stampelle e poi che si possono chiamare radionica, magia, esoterismo e quant'altro. Però nella nostra vita noi abbiamo un karma. I sigilli sono delle piccole stampelle che aiutano ad affrontare meglio il nostro karma. E il nostro karma qual è? Quello di ritornare alla Ensof, ritornare alla Keter, tramite, qua lo vedete alle mie spalle, l'albero sefirotico. Poi abbiamo, come si suol dire, quindi il sigillo non si scarica mai. Se è fatto bene, chiaramente, se il sigillo è fatto bene, ha delle peculiarità che altri prodotti. Non è forte come ad esempio dei rituali di protezione, dei rituali del marietto, non è forte quanto, però diciamo che a modo suo ha delle qualità che altri prodotti, altri riti operativi non hanno. Quindi è perpetuo, cioè dal momento che uno lo attiva per se stesso, lo compra, costa 120 euro più spese di spedizione fatti dal Marietto o da Hildegarda, e non è forte, nel senso non lavora come un rito operativo o di alta magia che dà la botta e poi finisce lì, è una cosa continua. Oggi magari, e poi visto che ha delle intelligenze, ad esempio, soprattutto per quelli che acquistano quelli sul lavoro, no? Cioè il sigillo vede se un lavoro è fatto per voi. Ci sono persone che pensavano magari di avere quel lavoro, ma il sigillo vede che quel lavoro non è karmicamente adatto a voi e chiaramente vi impedisce di accedervi. Infatti ci sono alcuni miei committenti che dicono, ma cavoli, non mi ha aiutato per quel lavoro, non ti aiuterà mai. Come quella dottoressa che l'ha rotto perché non c'era quella protezione di rottura, ha pagato il debito karmico, il sigillo non è così stupido di farti prendere un lavoro che poi a livello karmico ti porterebbe solo dei problemi. Quindi da un certo punto è anche una, scusate, una protezione per certi ambienti di lavoro. Quindi uno che non è tanto in lima col suo posto di lavoro dovrebbe stare attento a farsi fare il sigillo sul lavoro, perché se magari quel lavoro non è karmicamente adatto a lui, magari il sigillo cerca di dargliene un altro. E questo è importante. Poi un'altra cosa da valutare, no? È che molte persone, ad esempio, vogliono fare il sigillo sull'amore, va benissimo, sulla fortuna, va benissimo, sul lavoro, va benissimo, no? Però non è tanto che il sigillo non lavora, è che la persona deve lavorare su se stessa. Ad esempio, a noi è già capitato alcune volte, se non tante, e però abbiamo sempre avvisato i committenti, che praticamente se noi facciamo un rito, faccio un esempio, blando, il rito operativo per attirare qualcuno, no? E lui arriva, no? Arriva dopo mesi che si è attivato, perché sapete che i riti operativi dopo 9 mesi incominciano il massimo della sua forza. Prima può essere un colpo di fortuna o può essere che magari non sarebbero dovuti essere 9 mesi, però diciamo che nel minimo, no, il Marietto veneziano consiglia 9 mesi. Beh, ipotizziamo che lui torni, ma voi non avete cambiato quelle abitudini, quelle attitudini che avevano fatto in modo che questa unione, si fossero, come si suol dire, tolte. È chiaro che se lui torna e trova le stesse abitudini, è chiaro che praticamente il rito ha la sua forza, ha il suo lavoro, ma se poi lui torna e trova, o lei torna e trova lo stesso gazzabuglio per cui è scappato, chiaramente il rito non può cambiare nulla, nel senso che lui torna, vede che c'è lo stesso gazzabuglio e prende i suoi 4 vestiti e se ne va. Quindi bisognerebbe fare i sigilli per, in un certo senso, armonizzare se stessi e poi cercare un sigillo che serva per trovare magari il lavoro, l'anima gemella e quant'altro. Quindi l'ideale sarebbe chiaramente farsi una pulizia radionica, no? Sapete che il legale marietto veneziano lo fanno per 100 euro, si fa per 4, come si dice, settimane, di solito il venerdì sera, sul tardi, così che le persone sono a casa e possono riposarsi, perché alcune volte si hanno dei contraccolpi, e poi dopo o un sigillo, che vi ripeto, un sigillo non è che si spegne, il sigillo ha la stessa potenza sempre, anzi più uno l'ha nel tempo e più il sigillo lavora, chiaramente perché plasma il vostro corpo eterico, aurico, e va a dipendenza del sigillo, perché ci sono tantissimi sigilli che operano in vari settori della vita di una persona, sul lavoro, sulla fortuna, sull'amore, sulle conoscenze, sui furti, su tutto quello che, sui viaggi, no? Perché ci sono molte persone che fanno i viaggiatori oppure i venditori di case.
ci sono persone che per lavoro vendono prodotti, case, fiori, farmaci, quello che volete, e devono per forza avere una protezione perché chiaramente vanno incontro ad altre persone. E visto che non tutti sono stinchi di santo, bisogna stare attenti. E quindi un sigillo bisognerebbe sempre farlo, o meglio, dal mio punto di vista, un ciondolo sefirotico, che è ancora un step superiore. Voglio farvi, voglio ricordarvi quell'esempio di quel venditore portoghese. Era un portoghese che era venuto a queste parti, sapete, era anche piacente, fisicamente astuto, no? Aveva lasciato la moglie e una figlia in Portogallo, aveva divorziato, era arrivato nella zona dove ero io, si era risposato, aveva due figli, no? Però sapete quei tipi che sanno sempre una pagina in più del libro, no? E prendeva appunto in giro il Dante. Lui si era messo a fare in una ferramenta il venditore e era simpatico anche a parlare, no? Però purtroppo quando le persone andavano dietro lui le sbeffeggiava, le scherzava, le prendeva in giro con i suoi colleghi di lavoro. Un giorno ho beccato l'esoterista sbagliato di nome Dante e capite che poi quando uno ha una vita così, no, che gli va tutto bene per il semplice fatto che è scappato dal Portogallo, è arrivato qui da queste parti, ha trovato subito un posto di lavoro dove altre persone non c'erano riuscite, si era fatta una bella famiglia, però hai sempre quelle sottigliezze, quelle furberie, quelle mancanze di rispetto verso chi ti porta il pane, no? Ha trovato, la Keter gli ha mandato un esoterista a controllare come stava andando su quel bancone a ferramenta e adesso quel signore lì si è beccato un bel ictus e non ride più, non prende più in giro nessuno. Quindi capite che alcune volte bisogna sempre essere protetti perché magari uno è un stinco di santo e trova un esoterista cattivo, magari uno è proprio un birichino e trova l'esoterista della mano destra che ogni tanto, cioè sta nella misericordia, però ogni tanto dà un'occhiatina anche alla mano sinistra. E quando un esoterista della mano destra dà un'occhiatina a mano sinistra, ci capita sempre che qualcuno si fa la bua. Quindi, o qui lo dico, qui lo nego, se mi stai guardando il video sono barzellette. Quindi capite che chi ha soprattutto lavoro e contatto con le persone, no? Che tutti i giorni si confronta con altre, e poi magari ha anche un carattere birichino, è meglio che lavori su se stesso perché potrebbe capitare, o va nei social a fare il furbetto perché magari c'ha un nickname, no? Devi pensare che il nickname non lo salva da magari un lavoro fatto bene. Bisogna sempre stare attenti a cosa si dice su Face, sui social in generale, Twitter, Face, chi più ne ha, o nelle chat private. Dovete sempre stare attenti. Io porto sempre l'esempio di quel venditore, come si suol dire, di ferramenta perché l'ho visto con i miei occhi, no? Dopo 7 anni quel tipo lì adesso è in malattia, andrà sicuramente in invalidità, però non ride più, non può più prendere in giro nessuno, proprio perché non era protetto. È andato un pochettino, perché il suo karma l'ha sempre portato avanti, fin quando è arrivato uno che con la mano sinistra gli ha fatto capire il Vangelo. Quindi se avesse avuto sicuramente delle protezioni, beh, se avesse avuto le protezioni non prendeva in giro le persone, questo è chiaro. Però per dirvi, quelli che stanno guardando questo video e non conoscono ancora le regole che tengono in piedi questo pianeta, può essere un consiglio del vostro marietto. Quindi chi ha le protezioni, chiaramente non è che deve andare in giro con la scimitarra a tagliare a destra e a sinistra. È arrivato un messaggio, scusate? Ah, ecco, Antonio appunto scrive che gli è arrivato, sta studiando la chiave di Salomone, sì, esatto. Oh. Allora, quindi cari amici, bisogna capire, Antonio sta dando una dritta anche a chi seguirà in futuro questa bisogna capire che praticamente bisogna essere sempre protetti in questo mondo per venditori di qualsiasi, perché più si è a contatto con le persone, più i social, no? La gente vive nei social, perché praticamente, per darvi un'idea, il Marietto ha 1440 iscritti. Questo mese, gli ultimi 28 giorni, più di 7500 persone hanno guardato i video del Marietto.
hanno guardato in totale 650 ore il Marietto, solo negli ultimi 28 giorni. Quindi se adesso tu per la prima volta stai guardando il Marietto, sappi che 7500 persone uniche hanno guardato il Marietto per un totale di 650 ore, prima che tu arrivassi in questo canale. Allora, il Marietto parla sempre di mano destra, dice state attenti a quelle mano sinistra e state molto attenti a certi social. Però non c'è solo il Marietto, ci sono altri che spiegano certe tecniche che chiaramente portano poi verso la mano sinistra nel basso astrale. Quindi è chiaro che oggigiorno, no? Se solo il Marietto che non è nessuno, non lo conosce nessuno, no? Ha questo audience, no? Quindi praticamente in un anno il Marietto lo guardano per 65.000 ore di media, diciamo così, e parla sempre di robe della mano destra, con attenzione con la mano sinistra. Ma se voi capitate il primo birichino che va a vedere un video della mano sinistra pura, no? Di quelli che portano le persone in basso astrale, è chiaro che questi qui acquisiscono delle armi, chiaro che poi il prezzo finale è il basso astrale, però acquisiscono delle armi per andare a fare i birichini da altre parti. Quindi è vero che esistono i gruppi di angeli colorati, vogliamoci tutti bene, pensiamo positivo a destra e a sinistra, ma gente di quella razza lì, no, di quella qualità lì, poi alcune volte va a beccare anche quelli della mano sinistra, perché chiaramente vedendo che le paroline pinco panco funzionano, ma poi ha un prezzo da pagare, chiaramente vanno a vedere anche quelli dall'altra parte. E quindi diventano delle armi ambulanti, no? Non sanno neanche il danno che stanno facendo. E può capitare che alcuni di questi beccano magari un venditore che non gli è tanto simpatico e chiaramente a bambini piccolini che gli dai in mano il bottone per schiacciare bomba atomica, questo parte e fa esplodere tutto. Quindi l'importante è sempre essere protetti, è sempre avere delle protezioni. Se uno ad esempio ha contatto col pubblico, se uno è un insegnante, ecco un insegnante a scuola, ecco io faccio un esempio, no? A me è capitato piccolino che una professoressa mi aveva preso di mira e il mio babbo gli ha fatto capire che anche un bambino di 8 anni, se ben istruito, ti fa capire che non devi fare l'asino. Ma ipotizziamo invece un insegnante o un attore, no? Sapete, che è un po' sbruffone, arrogante. Se ti becchi uno che si sveglia male e ha guardato in alcuni social certe cose, magari le fa perché non capisce il danno che sta facendo, capisci che a un certo punto se non hai protezione coli a picco. Quindi il vostro marietto cosa consiglia? Consiglia sempre di avere delle protezioni importanti, no? Poi che il lavoro vada bene o vada male, se uno ha il sigillo del lavoro, poco importa perché quello è il posto giusto che il sigillo ti sta dando. Chiaramente ci saranno delle difficoltà perché il sigillo non è che ti può toglierti tutti i macigni di dosso, ma sicuramente non ti porterà nel basso astrale, almeno i sigilli che fa il marietto veneziano e il De Garda. No? Poi è chiaro che altri esoteristi lavoreranno con altri prezzi, altri modi, altre qualità vibrazionali. Quindi il sigillo va sempre bene, non perde mai di energia. Chi è non astuto, furbo, ma chi è intelligente se li fa fare, no? Da uno che ha le capacità, le competenze, perché vi ricordo quella dottoressa che mi ha contattato ormai 6-7 anni fa, adesso non mi ricordo più, che ormai dopo che aveva stracciato il sigillo aveva creato un debito karmico e non lo sapeva, è andata da quello che aveva fatto, che era una sorella massona, che tra l'altro aveva anche una libreria di esoterismo, e gli ha dato il 2DP che non voleva saperne di questo problema per il semplice fatto che non aveva capito neanche il danno che aveva creato. Quindi bisogna sapersi rifare da gente propositiva e ricordatevi che è a vita, no, solo una vita. Invece, ad esempio, il ciondolotto dell'albero sefirotico, visto che è lavorato in un determinato modo, praticamente diciamo che, tra virgolette, dura almeno 2500 anni, perché voi non ci crederete, ma il vostro marietto ha studiato un impasse che gli dà questo minimo 2500 anni. È garantito a livello vibrazionale. Quando uno praticamente lo acquista, 150 euro più spese di spedizione, funziona anche se uno non ci crede. Quello è protettivo. Poi è chiaro, si possono mettere delle programmazioni che costano 10 euro in più dentro nel ciondolotto, e questo è un'altra cosa in più, un altro optional, e si può acquistare e preordinare come si suol dire, nelle shop del capitano.altevista.org a 150 euro più le spese di spedizione. Però il ciondolo è un'altra questione e dal mio punto di vista solo i cabalisti possono comperarselo. Quindi questo è anche un messaggio, un videomessaggio, quei 7500 persone che seguono il marietto periodicamente ogni 28 giorni,
tira molla, molto probabilmente molti sono cabalisti, di sicuro, e magari non lo sa neanche, no? Comunque, il messaggio di oggi è che il sigillo non perde mai di energia, magari lavora meno in un determinato periodo perché sente che non c'è bisogno di influenzare e in altri periodi è nettamente più performante. Lo si può portare addosso o lo si può mettere magari in un posto sicuro in casa con dentro la vostra foto e ogni tanto bisogna anche parlare. Questo è sigillo. Invece il ciondolotto lo si può mettere al collo o lo si può mettere anche, c'è gente che l'ha messo ad esempio in un cassetto di sicurezza il ciondolotto, ma funziona lo stesso perché il vostro marietto ha attivato un quadrante radionico per ogni persona che l'ha comprato col proprio nome e vibra di conseguenza su questa persona ed è tutta energia propositiva. Però prima bisogna sempre fare il rito di, come si dice, non il rito, è consigliabile fare la pulizia radionica e avere un mantenimento dopo 6 mesi, no? Per un mantenimento, proprio perché la pulizia radionica lavora su tutta la famiglia e costa 100 euro. Poi c'erano delle persone, una mia amicizia soprattutto dall'Inghilterra, che chiede: ma noi possiamo alzare il piano vibrazionale? Allora, ah, questa New Age, no? Questo pensiero che non possiamo alzare. Allora, noi abbiamo tutti un karma, no? Noi abbiamo un karma, c'è quello che nasce al terzo piano, cresce al terzo piano, quello che nasce al quinto piano di un palazzo, quindi avrà la più vista, più bella, al terzo piano magari c'è l'ascensore, ma chiaramente quello al quinto piano c'è l'ascensore. Insomma, noi nasciamo a diversi piani, no? E siamo dentro un palazzo, no? Chi nasce al primo piano magari si prende tutto lo smog delle strade e questa è la vita, ognuno ha un suo karma. Allora, questa New Age, no, che dice dobbiamo alzare le vibrazioni di questo pianeta, ehm, è bello come pensiero, è un pensiero sicuramente propositivo che non fa male a nessuno, però purtroppo alcune persone devono fare il suo karma, anche perché magari quelli che hanno fatto i birichini oggi, in questa vita, non è che la prossima vita, perché qualcuno alza il karma, non è che vanno al paradiso di Brissago, sarebbe ingiusto nei confronti di tutti, chiaramente, no? Quindi è chiaro che l'idea di alzare a livello vibrazionale il nostro pianeta non sarebbe male. Il Marietto Veneziano infatti ha dato 2 milioni di circuiti tramite gli ebook che la gente ha potuto scaricare gratuitamente. Però il problema che cos'è? Che c'è il karma e quindi l'idea è buona, no? Io ho i miei dubbi che funzionano, nel senso che si può tentare. Il Marietto gli ha tentato avendo dato più di 2 milioni di ebook gratuiti, scusate, 2 milioni di circuiti radionici, quadranti radiostesici. Ha aiutato a diffondere la radionica. Molte persone prima di incontrare il Marietto non sapevano neanche cos'era la radionica, la radiostesia. E molti vendono guadagnando i circuiti e i quadranti radionici del vostro Marietto Veneziano, però il Marietto Veneziano è contento così perché dentro c'è un numero Busby che dà la possibilità alle persone di collegarsi senza che se ne rendano conto in un piano vibrazionale che difenderà lo stivale per quello che sta arrivando. Però io ho i miei dubbi che questa New Age aiuti veramente a risollevare lo Stato. Noi siamo dentro questo Stato, questo periodo tossico un po' per tutti. Noi siamo dentro un periodo planetario durissimo che dura tra il 2026 e il 2029 e quindi dobbiamo in un certo senso capire che l'oliva non la possiamo schivare. Possiamo armarci, cercare con dei sigilli modificare noi stessi per fare in modo di accettare magari anche qualcuno che tramite un rituale è venuto, ma l'ideale è praticamente pulire nella propria stalla. Come continua a dire Marietto, prima si pulisce la propria stalla, quando è bella chiusa e ci sono dentro le vacche, e poi, se c'è tempo, come diceva mio papà, io difendo i miei figli, gli altri genitori devono difendere i loro figli. Quindi quel giorno che verrà, qualcuno se ne sta già accorgendo adesso, voi dovrete essere pronti con tutte le protezioni vibrazionali, con tutti i sigilli che potete comprare, con tutti i pendagli, le pulizie che potete fare, e dopo si vedrà. Ma se non attivate tutte queste difese, chiaramente quel giorno che arriverà, e ve lo garantisce il Marietto che arriverà, io la vedo dura per quelle persone che quando potevano facevano le cicale, no? Come alcuni che ci seguivano, maestro di qua, maestro di là, sapete che Marietto non vuole essere chiamato maestro perché non è maestro di nessuno, io racconto fatti così a fantasia, no?
E poi dopo correvano in discoteca. Poi quando la discoteca hanno cominciato a diventare ancora più, e magari avevano 50 anni, poi hanno abbandonato Marietto e sono andati a tornare a cicale, sapendo benissimo che ci sono delle egregore a destra e a sinistra. Allora, quando uno sa le cose e poi decide di vivere nella lussuria, nelle sue menate cerebrali da New Age, chiaramente quando arriverà la botta, il Marietto, la classica frase che dice anche il Degarda, il Marietto l'aveva detto. Quindi a tutte quelle persone che in questo momento o guarderanno in futuro questo video, penso di fare i furbetti del quartierino e sapere una pagina più del libro, ricordatevi che quel giorno il Marietto l'aveva detto. Bene, io penso di aver detto tutto per la pillola di oggi. Vi ricordo ancora, se non avete fatto il De Garda, iscrivetevi sul canale, e questa sera c'è la live di De Garda con le sibille interattive alle 21:30 nel suo canale. Bene cari amici, vi saluto e alla prossima, ciao!